Scusate, un po' di silenzio perché altrimenti non si sente niente, vedo che per fortuna siamo in molti, quindi qui non abbiamo amplificazione, che trovo anche una cosa, un lusso che possiamo permetterci in pochi, perché con la voce diretta decisamente... No, no, ma il microfono non funziona, è solo per la registrazione. Ecco. Non c'è amplificazione, quindi parliamo con le voci naturali, dico, visto grazie a questa sala che è un'ottima acustica, al fatto che siamo pochi ma buoni, anzi direi molti ma buoni, possiamo parlare senza amplificazione, cercheremo di tenere il tono di voce un po' più alto però è necessario che ci sia un silenzio accettabile. Dopo una breve pausa natalizia e determinata da altri fattori contingenti, riprendiamo i martedì letterari per occuparci come sempre di cultura in questa città dove, scusatemi se farò una breve digressione iniziale, dove invece pare che questa voce sia diventata una delle voci principali dell'economia locale, visto che di libri, di autori, di intellettuali, di artisti, non parla più nessuno, si parla solo di soldi e questo negli ultimi tempi, negli ultimi 2 anni, 3 anni, assistiamo a un mercimonio sopra le spoglie dei nostri grandi nomi del passato, ma anche dei nostri grandi nomi del presente, perché non è che la cultura nuorese è finita, quando dico nuorese del nuorese insomma, non è che è finita con Grazia Deledda e Salvatore Sata, e Sebastiano Sata. La cultura nuorese è viva e vivace e per fortuna produce tanti talenti, tanti giovani, spesso misconosciuti perché sono costretti ad emigrare dal fatto che la Sardegna è ridotta nelle condizioni che tutti conosciamo, condizioni di marginalità assoluta a cui si è condannata a se stessa più che altro, perché non possiamo dire che ci sia un disegno esterno che ha creato questa condizione della Sardegna. Sono i sardi che progressivamente hanno scelto forme di governo basate sulla clientela, sull'elemosina e sulle conoscenze personali. L'ultimo esempio, scusate appunto, vi chiedo scusa, iniziamo subito, 2 minuti, vi rubo 2 minuti. L'ultimo esempio è l'ultima finanziaria regionale, in cui scopriamo che Nuoro è destinataria di circa 1.300.000 euro, cioè voi pensate 1.300.000 euro per la cultura a Nuoro, uno dice facciamo diventare veramente Nuoro nuovamente la Tene Sarda, ma anche con gli edifici, anche il Partenone ci portiamo con tutti questi soldi. Invece no, questi soldi vanno a finire in misteriose fondazioni che non hanno mai fatto nulla, mai fatto un'attività. In particolare mi riferisco alla Fondazione San Pietro, che oggi insomma è all'attenzione generale perché ne parlano sia i quotidiani sardi, sia soprattutto i quotidiani sul web. Vi lascio immaginare quello che succede invece su Facebook e altri social. Praticamente questa fondazione, che ripeto, io mi sono andato a vedere il sito ieri mattina, dice nessuna attività sul suo sito, quindi dicono, loro ammettono di non aver fatto nessuna attività, diventa titolare con questa finanziaria di 580.000 euro, cioè 100.000 euro per l'attività e 480.000 euro per acquistare una casa nel rione di San Pietro che apparteneva a Giuliano Guida Bardi, noto commentatore televisivo. Poi la casa fu messa all'asta, ora non so effettivamente di chi sia realmente. E questa fondazione quindi acquista questa casa con i soldi, credo che sia il primo caso a Nuoro sicuramente, ma forse il primo caso in Sardegna in cui la regione finanzia una fondazione per acquistare il patrimonio sociale. In genere sono le fondazioni che col proprio patrimonio vengono finanziate per sviluppare l'attività. Qui invece il finanziamento avviene a monte, cioè prima ancora che le cose avvengano. L'anno scorso la stessa fondazione ha preso 100.000 euro per organizzare in tutto l'anno il concerto della premiata Forneria Marconi a Capodanno. Non aggiungo altro. Insomma,
Se poi aggiungiamo alle recenti inchieste giornalistiche che rivelano che i soldi stanziati dalla provincia, finanziata dalla regione, per le celebrazioni dei 150 anni di Grazia Deledda, circa 1.300.000 euro ancora, sono finiti dappertutto meno che a Nuoro, e soprattutto sono finiti a una società cagliaritana che si occupa non di cultura, bensì di marketing, di diffusione, di pubblicità, di diffusione di contenuti commerciali, eccetera. Quindi la nostra cultura è diventata una merce preziosa, visto che tutti quanti vengono qui a, come dire, costituiscono le società a Nuoro, perché pare che grazie al fatto che ci sono persone come noi che per fortuna continuano ancora a discutere, a parlare, ad analizzare se stessi e gli altri in maniera del tutto libera, in maniera soprattutto del tutto gratuita e volontaria. Questo fatto è, come dire, gli inglesi direbbero un brand, cioè un marchio importante che serve agli altri a venire a Nuoro, prendere i soldi e portarseli a casa. Allora tutto questo non può avvenire nel totale disinteresse delle istituzioni, soprattutto del comune, perché il comune è una parte lesa quanto noi, il comune, perché il comune in tutto questo turbinio di finanziamenti non prende nulla. Il comune ha fatto le manifestazioni in occasione dei 150 anni appunto della nascita di Grazia Deledda con i propri soldi, con le proprie risorse, cose che però sono comunque cose nuoresi, certamente nuoresi e territoriali ovviamente, perché ricordo che nelle manifestazioni di Grazia Deledda sono coinvolti anche, cosa so, Galtellio, Rune, Oliena, quindi cioè, quando parliamo di cultura nuorese, come ho precisato in premessa, parliamo di cultura. Allora io ho intenzione, per concludere, di scrivere un comunicato come presidente dell'Associazione Martiri Letterari, anzi una lettera al sindaco per denunciare questa situazione e per chiedere al comune che si faccia parte attiva nel rivendicare a favore dei produttori di cultura, cioè che sono qui, che se ne dica poi le battaglie campanistiche le lasciamo fare ad altri. I produttori di cultura sono qui perché chi ancora oggi, nonostante tutto, nonostante le difficoltà, nonostante i boicottaggi, si ostina a fare delle cose che meriterebbero di essere valorizzate, abbia le risorse economiche che sono già stanziate, che gli spettano, e che non vadano a fantomatiche fondazioni che devono acquistare case di amici degli amici. E qui mi fermo, basta leggere comunque i giornali, i particolari ci sono tutti. Fatta questa breve premessa di cui mi scuso, passiamo all'argomento principale di oggi a proposito di cultura. Oggi abbiamo fissato la nostra attenzione su Mariuccia Gattusodu, un'insegnante di grandissimo valore, una donna che ha saputo trasformare col suo assiduo impegno quotidiano nelle scuole una realtà, quella del secondo dopoguerra, a trasformare in una gioventù, in una infanzia, nel passaggio dall'infanzia all'adolescenza, in grado di affrontare le grandi sfide che aspettavano non solo la Sardegna ma anche l'Italia, ma soprattutto la Sardegna, perché Mariuccia Gattusodu, lo ricordo, natia di Orune, oggi avrebbe avuto 86 anni, è morta poco più di un mese fa. Si trova una delle poche pioniere che si trovano ad avere il grandissimo ruolo di prendere dei bambini che ovviamente non sapevano parlare l'italiano, perché non lo sapevano parlare neanche i genitori, che poco o nulla sapevano della realtà al di fuori dello stretto ambito locale, e trasformarli in persone attrezzate non solo della conoscenza basilare, quella che poi sarebbe servita loro tutta la vita per
raggiungere, o perlomeno tentare di raggiungere gli obiettivi che ciascuno si sarebbe posto in futuro, ma di confrontarsi con un mondo che allora iniziava ad aprirsi, perché nel secondo dopoguerra, insomma, ci fu, come dire, fu la prima vera guerra mondiale, quindi ci fu la prima globalizzazione forzata dell'umanità col fatto che scoprire che il Giappone era una superpotenza militare, la Germania la conoscevamo per ragioni di prima guerra mondiale, ma dico anche gli Stati Uniti, che per noi erano un Eden sconosciuto, eccetera. Insomma, Mariuccia Gattuso accompagna questi ragazzi con tanta pazienza, tanta passione e tanta abnegazione verso l'acquisizione di questi strumenti. Prima di tutto la lingua, perché lo sappiamo tutti, se non si impara l'italiano dallo stretto circolo locale non si esce, non si può accedere alle grandi opere, alla grande conoscenza. Lei lo fa appunto con passione e con abnegazione, dedicandosi anima e corpo, e solamente dopo questa lunga carriera appunto vissuta in Barbagia, Orune, Nuoro e altri comuni della Barbagia, solamente allora dà finalmente sfogo alla sua vena letteraria, perché a mente libera, che non ha più l'ossessione di dover formare questi bambini che lei plasmava dal nulla, che veramente come uno scultore plasma una scultura, lei li plasmava in modo che fossero pronti successivamente a raggiungere appunto ognuno le mete che erano più congeniali. Dà finalmente sfogo alla sua vena letteraria e torna alle origini, si esprime soprattutto in lingua sarda, in lingua orunese, quella che le era la lingua di nascita, quella che le era più congeniale, ma non teme la sfida con la letteratura italiana, visto che lei maneggiava benissimo la sua seconda lingua per la maggior parte di noi, che era l'italiano, e come dire, dà sfogo alla grande messe di ricordi che si affollano nella sua mente, ricordando quindi l'infanzia, ricordando la giovinezza, ricordando le esperienze, fino ad arrivare all'ultimo romanzo, che secondo me è il migliore, che racconta la vita di un emigrato, in cui probabilmente trasferisce questo Antonio Maria Pala, credo si chiama, che trasferisce tutta la sintesi della sua filosofia di vita, perché racconta la storia di questo bambino da piccolo fino a grande, che poi è emigrato, quasi come che descrivesse il prototipo di quelli che erano stati i suoi alunni. Scusate la lunghezza, quindi di Mariuccia Gattuso parleranno Lucia Becchere, che si soffermerà sull'opera letteraria, mentre Maria Antonietta Mula poi fisserà la sua attenzione sulla poetica in lingua orunese. Grazie. Io mi metto in piedi per deformazione professionale, perché così vi vedo tutti, insomma. Il microfono. No. Allora, Angela, ci siamo? Allora, devo dire che mi fa anche specie essere qui a parlare di Mariuccia, parlarne al passato, perché è difficile pensare al passato per la creatività, per tutta la simpatia, per tutta la comunicazione che lei aveva e di cui ne faceva largo uso con gli amici, e trasportava tutti quelli che erano sentimenti nei suoi discorsi, per cui uno non si stancava mai di ascoltarla. Era piena di vita, piena di interessi, e questo lo si poteva anche riscontrare nella presenza continua nei social, nella partecipare a ogni attività
proposta culturalmente, sia che si trattasse di una lettera come di una poesia, di qualunque cosa, la trovavamo sempre ad esprimere la sua partecipativa, e non solo, ma era sempre presente anche in qualsiasi avvenimento, lieto ma anche triste, aveva sempre un suo pensiero positivo, sempre un sorriso, sempre una carezza da poter dare. E se questo per alcuni poteva sembrare, sarebbe potuto sembrare anche un po', voglio dire, eccessivo, perché quando una è affettuosa, è sensibile, riesce a dimostrare tutto quello che sente dentro, anzi proprio si compiace nel dimostrare tanto affetto. Io dico che non c'è mai niente di eccessivo in un sorriso, nella delicatezza che la caratterizzava dall'inizio alla fine. Mariuccia, come ha detto, si è accostata dopo l'insegnamento, si è accostata allo studio della lingua sarda, e lei stessa dichiara nei vari testi che ha scritto che ha iniziato nel 1993 ad avvicinarsi a quella che è la lingua sarda. Poi invece la produzione letteraria sua la comincia nel 2014, perché nel 2014 comincia a pubblicare il primo libro che io vi mostrerò, che è questo, che io non l'ho trovato neanche in vendita, c'era nella biblioteca. E poi via via il successivo nel 2015, nel 2016, poi saltiamo al 2020 e l'ultimo, ne ha già accennato Angelo, nel 22, cioè l'anno scorso, l'aveva pubblicato agli inizi dell'anno mi pare, insomma lo stava presentando, la gente cominciava a leggerlo, ad apprezzarlo, e poi purtroppo io stessa quando gliel'ho recensito non pensavo che stesse male, invece poi improvvisamente è venuta a mancare, e forse non ha fatto neanche in tempo a leggere, perché lei l'aspettava quella che era la mia recensione. Comunque quello che ha caratterizzato la vita di Mariuccia non è solo l'insegnamento, ma questa professione lei se l'è portata cucita addosso anche nella vita, anche dopo, anche nei suoi libri, perché i libri che lei ha scritto, le novelle, poi le storie, i racconti, perché era così produttiva che proprio era una miniera, era uno scrigno di storie, di memorie che lei sapeva porgere, perché era anche una grande affabolatrice lei, era di una simpatia unica, perché a questo aggiungeva anche una memoria straordinaria, per cui ricordava tutto, ricordava quello che era la sua esperienza personale, come lei più volte ha detto, ma ricordava anche i racconti della mamma, che poi a sua volta aveva sentito dalla nonna, dalle zie, da tutti, quindi arricchiva quello che già era il suo patrimonio di conoscenza e quindi lo portava nei suoi scritti. E in questi suoi scritti, in questi suoi libri, vediamo che l'argomento principale, la colonna sonora di questi suoi libri è la Sardegna. In ogni suo testo riporta questo, la Sardegna nel cuore. Il primo è Ricordi di Sardegna, Orune nel cuore e nella storia, e tutti gli altri sono più o meno, hanno più o meno lo stesso titolo. Ma Sardegna inteso non come un elemento circoscritto, perché in fondo era Orune, lei partiva da Orune, ma era un elemento, un piccolo frammento di storia, di avvenimento, da cui lei partiva per elevarsi all'universale. Era un particolare da cui lei partiva per elevarsi a dire cose, ovviamente, che riguardavano quella umanità che lei tante volte ha descritto, a cui ha accennato, perché Orune non era la famiglia, non era il vicinato, non era quel paesello. Orune era il mondo, perché le cose che succedevano a Orune succedevano dappertutto, cioè i problemi che lei trattava non erano solo di Orune, appartenevano all'umanità intera, e l'umanità non intesa come persone, ma l'umanità perché dotata, non priva di sentimento, quindi per tutte quelle persone che avevano un sentimento, che provavano nella vita tutte le cose che si prova a Orune, si prova a Nuoro, si prova dappertutto. E quindi lei praticamente nel suo discorso, benché a chi è un lettore poco attento poteva sembrare semplice oppure di poca importanza, di poco pregio, a chi leggeva bene vedeva esattamente il messaggio che lei voleva veicolare, perché i suoi libri sono tutto un messaggio, sia i libri che i racconti, le storie, le novelle.
c'è sempre una morale sottintesa, perché in effetti lei aveva come obiettivo di presentare quella, uno fra i tanti, ma il principale era quello di presentare questa lotta continua che c'è fra il male e il bene nella società. Ma lei la presentava per farla conoscere, no, per ricordarla perché già c'era, ma soprattutto la portava nelle sue pagine per dire che era una lotta antica, gli scogli, le difficoltà, le abbiamo avute tutti, però lei arrivava sempre a far prevalere il bene sul male, cioè è così e bisogna affrontarle, però poi lasciava sempre una finestra aperta di speranza, per cui non lasciava mai, alla fine dei suoi libri, dei suoi racconti, non lasciava mai quell'angoscia, quel sorta di malessere esistenziale che uno ritrova in certi libri o in certi programmi quando sente dire certe cose, perché lei aveva questo pregio, ecco, di catturare il lettore e di far vedere che la vita riserva sempre delle belle sorprese, cioè praticamente che la vita vale la pena di essere vissuta. E questo era uno dei temi che più le stavano a cuore. Ovviamente lei, quando trattava questi temi, li riempiva anche di una certa coralità esistenziale, che era una coralità esistenziale che era quella folla, quella paese, quelle donne, che era giudicante in quel periodo. Questa coralità di persone, questa folla che era una coralità giudicante, era la gente con la quale ci si scontrava sempre, però anche questa folla giudicante che una volta flagellava, l'altra volta affliggeva, riusciva anche comunque a capire e a coinvolgere e quindi a trovare la dimensione umana che giustamente ci vuole nella vita. E lei era, tante volte io mentre leggevo, ho riletto tutti i suoi libri, lo rimarcava di continuo, che non dura mai tempur buono, diceva in dialetto runese, come che non dura mai tempur malo. Cioè se la prendeva alla Schopenhauer, la vita è questa, non cambia, è l'uomo che deve cambiare di fronte alla vita. Quindi questa era una filosofia che lei la faceva sua, per dire che ormai non potevamo cambiare nulla, la vita era quella, si scorre davanti a noi con tutte le sue difficoltà ed è l'uomo che deve affrontarle in modo diverso. Nei suoi scritti lei usa un elemento molto importante per veicolare tutti i suoi messaggi, le sue emozioni, le sue sensazioni, che è la natura. Orune, come tutti i nostri paesi, è dotata di una natura splendida. Sarà che noi ci siamo affezionati perché ci siamo cresciuti, abbiamo conosciuto i nostri avi lottare con questa natura impervia. E lei avvolgeva tutte le storie con la descrizione di questa natura. E lei alla natura attribuiva una valenza umana, cioè praticamente la natura veniva umanizzata come l'uomo veniva naturalizzato. Per cui l'io lirico si univa con l'io interiore e l'io paesaggistico, era tutt'uno. Per cui il vento che lei descrive così bene in quasi tutti i libri, questo vento che soffia, pare che esca dalle rocce, arriva violento per annunciare, per presagire dei lutti, delle morti, oppure della devastazione di una campagna, di un gregge, oppure che trasporta le anime, le anime che vagano, che non trovano riposo. A questo vento lei attribuisce anche un valore umano, perché dice il vento veniva considerato dalle nostre mamme, dalle nostre nonne, come un elemento educativo, per educare i bambini quando non obbedivano, per insegnargli a raccogliere il pane dalla terra, da terra caduto per terra, ma anche lei lo identificava come un vento primaverile, cioè capace di portare un tepore, quindi con la primavera nuova vita e nuova linfa. Quindi c'è questa dicotomia, questa dualità anche nella presentare l'elemento naturale che lei continuamente porta, di cui si serve, perché anche per esempio il vento, la pioggia, ma soprattutto il vento l'attirava e le dava si caricava questo vento di tanti simboli, aveva una simbologia straordinaria. Ora era l'elemento devastante che apriva le porte, entrava pauroso, invece a volte era una carezza. Quindi
come la vita, insomma, a volte è dura e a volte ci presenta anche la faccia bella della vita. E così le persone, lei attribuiva questa dualità anche nelle persone, le persone cattive e le persone buone, le persone cattive che avevano il volto del ladro, di Onnorku, della matrigna cattiva, del furbo, dell'ipocrita, però aveva anche il volto buono di una ragazza povera, di una ragazza educata, di un benefattore, di una mamma che consola il figlio, di una vicina che porta un pezzo di pane a chi ne ha bisogno, insomma temperava, ecco, ed era tipico di lei che bilanciava un po' quelle che erano le cose della vita. Tutto questo lei lo esprime quasi sempre in dialetto. Il primo volume dei ricordi di Sardegna, Orune nel cuore e nella storia, è scritto in italiano, ma un intercalare continuo di dialetto. E questo dialetto che lei usava e conosceva in una maniera perfetta, proprio verace, antico, arcaico, che lei aveva imparato dalla mamma, tra parentesi dice sempre mi pento di non averla ascoltata ancora più attentamente, però io in questo, mentre leggevo questo, mi ci sono ritrovata, perché nessuno di noi ascolta quando siamo giovani quello che ci dicono i genitori, non ascoltiamo altre cose, figuriamoci se ascoltiamo queste. E lei giustamente da adulta, come lo facciamo tutti, si rammaricava per il fatto di non aver, ascoltava molto, ma per il fatto di non aver ascoltato tanto questi genitori, e raccontava appunto delle cose che aveva sentito lei continuamente, però aveva questa capacità di aggiungere il suo, e quel suo era quel quid che le derivava dall'insegnamento. E con questo dialetto orunese, che non è possibile per certe parole, io lo parlo il dialetto, ne parlo tanti perché insomma un po' a Puglia sono stata dappertutto e conosco quello di Nuoro, di Oliena, di Siniscola, a furia di leggere i libri di Bacchisio Bandino in dialetto ho imparato il suo, quello di Orune, però le parole tipiche di un paese sono a volte insostituibili perché hanno una assonanza che è anche onomatopeica. Io ne ho trovate tante, per cui quando lei usa un aggettivo per un epiteto di un personaggio, ha voglia tradurlo in italiano, non è possibile, si può tradurre attraverso una locuzione, ma la locuzione perde, perché non ha più quella, per esempio il nuorese spipillu, non abbiamo voglia noi da dire intelligente, sveglio, no, spipillu è tutte quelle cose messe assieme, che noi usiamo anche molte volte così. Lei trova delle parole e questo non è una diminuzione nello suo scrivere, non è un impoverimento, non è un freno, ma è un elemento in più, è un pregio, perché invita proprio a entrare in quella che è la realtà che lei ci presenta. Se noi vogliamo vedere ancora questo, il primo libro che Ricordi di Sardegna, Rune nel cuore e nella storia, perché lei lo intitola Nel cuore e nella storia? Perché c'è tanto di lei nel cuore, perché lei la racconta le storie, ed è partecipe lei, non è una comedimena alla Balzac che se ne sta alla finestra e guarda quello che le passa davanti. Ecco, Balzac nella comedimena c'è come se uno fotografasse la realtà, se la guarda, vede tutte le cose che passano. No, lei non fa questo, lei è dentro quelle storie. Lei non si tiene in disparte, lei si immerge in quelle realtà che le vive, e il lettore avverte tutta questa sua partecipazione. Ecco perché dice nel cuore, perché lei non se n'è mai staccata dal suo paese come non ce ne stacchiamo noi. E perché non ce ne stacchiamo? Io penso che, dice le radici, noi ce ne andiamo come se n'è andata lei. A un certo punto dice: quando sono tornata ho sofferto di vedere quel paese che si è trasformato, come si trasformano tutti i paesi, nonostante la modernità incipiente. Orune è uno di quei paesi che un po' si è salvato come altri, insomma non è che si è trasformato, ma non tanto, molte cose le ha tenute per fortuna, altre meno per fortuna comunque. E le radici, dicevo, non sono
io penso non sono quelle che abbiamo lasciato, sono quelle che noi ci siamo portate appresso, ce le abbiamo innaffiate, alimentate, ce le abbiamo allevate come un figlio che ci teniamo dentro e poi le trapiantiamo lì. Perché? Perché così. Le radici non è che io sento le radici perché le ho lasciate lì, no, perché me le sono portata io appresso nella mia crescita. Io le ho nutrite, le ho alimentate e me le sono alimentate col cuore, come dice lei, col cuore suo, cioè come lei vedeva lei le cose, perché altre aurune avranno visto le cose che ha visto lei, ma non le hanno viste allo stesso modo, non le hanno viste con quello stato d'animo, perché è così, i sardi fanno così, i sardi che siamo un'isola, sentiamo ancora di più questa orfanità, così, come si può dire, questa privazione di questa terra madre perché circondata dall'isola, battuta dai venti, dimenticata dal mondo, e quindi tutti i sardi quando vanno fuori sentono perché se le portano, perché quel vissuto se lo portano appresso. Non è che l'hanno vissuto e lo lasciano, lo dimenticano, poi tornano, no, perché ce lo portiamo appresso. Sono i valori che lei si portava. In questo libro parla anche di storia, delle storie della guerra, delle sofferenze che Orune ha patito, il lavoro che ha sofferto, comune a tutti, perché in periodo di guerra purtroppo non ha risparmiato nessuno, non ha risparmiato povertà, non ha risparmiato lavoro, non ha risparmiato lutti. E questo libro è quasi scritto in italiano, però c'è un continuo intercalare di dialetto runese, e poi lei è anche abile, perché lei lo intercala al punto giusto di effetto, per cui uno si inchioda lì quando lo legge. E alla fine di questo libro c'è nell'appendice, sì, mi pare che sia questo, una novella, un racconto che lo intitola Zuboi de Scorrado, il bue scornato, insomma, traduciamo. Allora, lei in questa novella, che è abbastanza lunga, ha questo sistema che in tutti i libri poi alla fine, dopo che li ha scritti, poi alla fine aggiunge sempre qualcosa, cioè taglia con quel primo scritto e poi mette poesie, mette novelle, mette contos, contascias e tutte queste belle cose. Qui ha inserito un appendice su Zuboi de Scorrado, che appunto mi sembra, tutte queste cose sembrano delle favole di Fedro nel I secolo a.C., di Esopo nel 500-600 d.C., nel 500-600 prima di Cristo, cioè la morale, perché lei fa tutto un lungo racconto di Zuboi de Scorrado per dire che non ci dobbiamo dimenticare, alla fine il messaggio è questo, non ci dobbiamo mai dimenticare di quello che siamo stati, non ci dobbiamo mai dimenticare da dove siamo partiti, non è che ci dobbiamo ricordare solo dove siamo arrivati e che ci ha teso una mano, dobbiamo anche ricordare che come noi ce ne sono altri, ci dobbiamo ricordare che quello che abbiamo avuto in parte lo dobbiamo restituire e quindi insomma ecco l'educazione dell'insegnante che torna. L'altro libro è del 2015 ed è questo, Sardegna da altri tempi al femminile. Questo libro si articola prende la prima e la seconda guerra mondiale. Infatti è stato pubblicato nel 2015 per l'anniversario, per commemorare l'anniversario della prima guerra mondiale. Ma non si ferma alla prima guerra mondiale, perché lei, alla prima e alla seconda mondiale, perché lei descrive anche gli altri flagelli che queste due guerre che ci hanno portato, il fascismo e l'emigrazione, che non è cosa da poco, perché sappiamo quante donne sono partite e quanti uomini sono partiti con la valigia di cartone, perché non c'era niente, i pascoli erano aridi, non c'era nulla, eravamo poveri e quindi si andava sempre alla ricerca di qualcosa di positivo per poter dare da mangiare alla famiglia, e questo con tutto quello che comporta, le famiglie si disgregavano, gli affetti pure si sfilacciavano, si soffriva nelle famiglie, e poi la guerra che ha spopolato le braccia di uomini nelle campagne, le donne che prestavano le loro, quindi fa un lungo excursus di tutto quello che può essere successo a Orune, ma ripeto, sempre per la solita storia che dal contingente sale all'immanente, lei parte dal particolare per arrivare all'universale, perché l'umanità è una, non sono tante. E in questa appendice, in questo libro, ci dà un'altra appendice, che è quella di Mariedda Brusticava, che in dialetto orunese vuol dire di sughero.
Marietta, noi diciamo frustico, il sughero, come lo chiama? Brusticata. Allora lei lo scrive brusticata. Brusticata. No, Novonese lei lo scrive brusticata con la B, brustico. Ed è la storia lo stesso di questa, dopo che ha descritto la guerra, le conseguenze, il lavoro delle famiglie, le belle donne, come si maneggiavano la povertà dignitosa, le campagne spopolate, chi tornava, chi non tornava, le madri che aspettavano che purtroppo arrivava la notizia oppure della avvenuta morte dei propri cari, oppure tornavano, come tornavano. Lei ci dà questa con leggerezza, poi quasi per alleggerire questo tema così doloroso, ci dà questa novella di Marietta Brusticata, che è la storia del famoso Musingallone dell'Ore che decideva che il bambino non venisse diviso in due da chi lo reclamava. Questo è un orcu che vuole mangiarsi affamato, che arriva a mangiarsi la figlia e la mamma, perché quello è il ruolo delle mamme che cercano sempre di mediare. No, dice metà me la salvo perché è mia, se metà è tua, metà è mia, e quindi l'altra metà la mamma gliel'ha fatta di sughero, ecco perché il titolo è Marietta Brusticata. E questa ragazza perché ce ne parla lei? Perché questa ragazza che parte da questa condizione di povertà disagiata riesce con la sua intelligenza, col suo artifizio, col suo fare, riesce ad arrivare alle vette più alte, ad affermarsi. Cioè è un messaggio positivo che dice no, non si deve abbattere nessuno, perché chiunque con la volontà, con la capacità e anche con un po' di fortuna riesce a migliorare. Cioè lei ha questo messaggio sempre positivo alla fine, per dire, insomma, per mandare avanti una società, delle persone che non devono abbattersi per niente, si deve solo lottare, bisogna prenderle sempre allo stesso modo, nel modo dovuto. Il terzo libro, che sarebbe Sardegna in giallo, il terzo, dove c'è per copertina un bellissimo quadro della pittrice Maria Gattu, che forse l'ho vista in sala, c'è o non c'è? Ecco, che è bellissimo, sembra una foto, sembra, è la filatrice. Oh no, il titolo è la filatrice, che io l'ho guardata perché se il primo libro è dedicato alla mamma, che la mamma è, come si chiama? Palaiacco. La mamma aveva, come si chiamava il nome? Paschedda, Palaiacco. E io l'ho guardata, ho detto, ma è la mamma, questa invece poi ho letto che è una pittura, complimenti all'autrice, perché è veramente bella. E questo è un libro che esula, questo è scritto nel 16. Quindi ne ha 14, 15 e 16 al ritmo serrato. Questa esula un po' da quella che è sempre lo stesso tema, ma il tono, perché in questo libro, perché in giallo? Perché lei parla di una storia curiosa, la padella linta, cioè la padella leccata. E succedono delle cose strane con questa pentola. È la storia appunto di questa donna che non riesce ad avere un bambino e che si affida alle fatture, alle superstizioni, alla fede, perché dice che il bambino non riesce ad averlo questo bambino perché dice che l'hanno bestemmiato, ne hanno fatto le fatture, le solite cose che dicevano un tempo, e poi quando invece riesce ad avere questo bambino non ha tanti problemi, e lei attribuisce questi problemi al fatto che non sono riusciti a battezzarlo entro gli 8 giorni, perché allora si dovevano battezzare entro la settimana, a Nuoro in giornata e a volte nello stesso giorno, quindi avevano fretta di ricevere i sacramenti, e quindi c'è questa folla giudicante, negativa nei suoi confronti, che lei si sente addosso con tanta negatività, che poi alla fine, quando le cose precipitano, io non dico come finisce questo libro perché è bellissimo, ve lo leggete, e perché è di una curiosità inaudita, perché io fino alla fine, quando sono arrivata, non pensavo che si chiudesse in quel modo, ma veramente una creatività unica, una ricchezza lessicale e di pensiero che travalica anche quello che potrebbe essere. Quindi lei gira, rigira, riporta tutta questa storia, e arriva a questa svolta che è particolare, è proprio in giallo, è fatto bene a scrivere in giallo,
storia, leggenda e superstizione. Perché dice storia, leggenda e superstizione? Perché ci sono tutti, c'è la leggenda, c'è la superstizione, c'è la fede, c'è la credenza, c'è il malocchio, ci sono le fatture, c'è il vento negativo, ci sono i preti, ci sono tutti. Poi alla fine, come al solito, abbiamo una svolta positiva per cui il tutto si risolve, però ve lo leggete. No, perché insomma è giusto che non vediamo. Il quarto libro è Sardegna, sempre Sardegna, ecco perché vi ho detto che il filo conduttore, nella fantasia Orune tra realtà e immaginazione, storie, leggende e fiabe in lingua italiana, in lingua sarda italiana, ci sono tutte e due le lingue. È composto da 10 racconti, da 10 storie, che sono una più bella dell'altra, che sono delle favole, si può dire, dove lei concentra tutto il suo messaggio sul rapporto fra bene e male. Sembrano è uno zibaldone proprio di personaggi che si contrastano, che si oppongono, che si fanno del male, poi rientrano, e poi c'è questo desiderio di superare tutte queste difficoltà, tutto questo del male, poi alla fine ogni personaggio nella storia trova la sua porta giusta per uscirne. E questo libro, devo dirvelo, perché lei, oltre che alla mamma, nomina una zia Vardaiola, che sarebbe la sorella della mamma. La chiamavano zia Antonietta, è possibile Antonietta? La sorella della mamma. Zia? No. Allora la mamma era Maria Palla Pitalis. No, la zia era Maria Palla Pitalis, nota Vardaiola. E Vardaiola, io sono andata, me lo sono letto, dice che era questa, la prendevano un po' in giro, lei dice nei libri, questa zia, perché raccontava tutte queste storie. E dice, la chiamavano Vardaiola perché aveva le guance rosse, e queste dice, gli venivano da su Bardaiolo, che era la rosa canina. E quindi vai e traduci Vardaiola, tu devi fare tutto il discorso, perché lei racconta appunto tutte queste storie con una simpatia, ma come io non ho capito, come se le stesse così sciorinando, con una scioltezza unica. E a questo libro, che tra l'altro gliel'avevo recensito sempre io all'Ortobene, io ci sono molto affezionata, perché lei mi ha scritto una dedica, me l'ha scritta anche nell'altro, però questa mi ha scritto una dedica e io la ritrovo molto cara e molto, molto bella, perché è la prima volta che mi scrive una dedica come questa, e ve lo dico subito. Lei è una pagina intera, non è una dedica, è una grida manzoniana questa. Dice alla professoressa Lucia Beccheri, cittadina di adozione di Orune, cioè mi dà l'onore. Mi dà l'onore questa cittadinanza, che francamente vi dico mi ha inorgoglito. Io lì per lì ho riso, perché ho detto, ci ha pensato Mariuccia a farmi sentire cittadina orunese, però il bello è che lei me la giustifica questo dono che mi ha dato, quindi voi avete una cittadina d'adozione in più. E lei mi dice, e questa è la cosa più bella che lei mi abbia scritto, questo è il regalo più bello che mi abbia potuto fare, perché dice di Orune, cittadina d'adozione di Orune, dove ha lasciato un indelebile ricordo per aver contribuito in qualità di insegnante alla crescita spirituale oltre che culturale di molti adolescenti suoi alunni, che ha mostrato di amare e apprezzare per la loro intelligenza, i loro valori morali e così via. Cioè, questa secondo me è il dono più bello che lei mi abbia potuto fare, perché non è che mi abbia premiato come adozione, perché io i primi 2 anni di insegnamento li ho fatti a Orune, quindi il mio battesimo di insegnamento, ero giovanissima, li ho fatti a Orune, e poi li ho fatti in una scuola che allora era S, con la S maiuscola, perché c'era il preside Pili, che la scuola la faceva funzionare, c'erano degli insegnanti validi di vecchio, c'era Pallino, c'era Aldo Pugioni, insomma era un bel corpo docente, e anche gli alunni erano numerosissimi. E quindi insomma questo è mio, me lo tengo caro, e anche qui lei c'è quel pullulare di storie, di personaggi sempre diversi, perché io penso che lei, poi ve lo dico, vi parlo di questo. Allora, l'ultimo Angelo l'ha accennato, ha detto che era il più bello,
io non solo dico che è il più bello, ma dico che è il più maturo dal punto di vista letterario, perché non è che io mi sono trovata a leggere pagine di poesia, non pagine di prosa, perché lei si lascia andare, è l'opera più matura sua, secondo me, linguisticamente parlando, si lascia andare a delle descrizioni, proprio sembrano dei quadri dell'anima, perché lei anche il viaggio che fa fare a questo ragazzo, che poi diventa adulto, che poi era suo zio, che questo ha attraversato una vita sempre con rassegnazione cristiana, sempre con rassegnazione da uomo buono, terribile, vinto da pregiudizi, da frustrazioni, da colpe che poi non sono state sue, però come dire, le credenze e queste dicerie di un paese e queste epiteti che si danno sono duri a morire una volta che vengono fuori, cioè la diciamo una cosa a volte inavvertitamente e poi non si pesca più perché vola come il vento, come una foglia e si radica nel paese e poi la gente si divide, c'è chi è da una parte, chi dall'altra, chi la dice bene, chi la dice male, comunque il beneficiato, tra virgolette, il destinatario, è chiaro che cade in uno stato di prostrazione, ne soffre. Quindi queste credenze, questi pregiudizi duri a morire, lei accompagna in questo viaggio dell'anima, è un viaggio dell'anima di questo signore. Lei fino a riabilitarlo, lei lo accompagna da Orune al continente e quindi è bellissimo, non solo è bello come contenuto, ma è bellissimo perché è una scrittura è molto, molto completa. No, è una scrittura matura, ecco, io la definisco matura perché l'ho trovato, per quanto riguarda lo stile, la scrittura, un po' superiore agli altri, perlomeno a me è sembrato, forse perché il tema mi è piaciuto di più. Allora, dicevo che lei non è che si è fermata a scrivere questo, lei ha scritto tanto, ha scritto novelle, ha scritto conto, ha scritto contacee e chissà quante cose i familiari si ritroveranno inediti. E ve lo dico a proposito perché proprio ieri mi ha mandato Aldo Pugioni, che è un mio ex collega e un carissimo amico, sapendo, intanto ha detto di salutarvi tutti, vi porta i suoi saluti, che è molto contento di questo incontro, che si parli di Mariuccia, mi ha mandato via mail una novella che è inedita, che lei ha scritto, l'ha scritta, è intitolata Il topo e parla di topo, di galli, cioè il mondo è animale e certamente gli animali incarnano i personaggi che lei vuole e ci sono tutti. C'è l'ipocrita, c'è l'indifferente, l'egoista e Aldo Pugioni me l'ha data e me l'ha mandata via mail e io l'ho fotocopiata perché mi è piaciuta molto ed è molto bella e poi mi ha mandato anche la lettera, gliel'ha mandata Aldo Pugioni in dialetto e gli ha detto a Aldo e a Francesca di tradurla loro in italiano. Aldo e Francesca gliel'hanno tradotta e gliel'hanno rimandata tradotta. Io non ho il testo orunese, io ho il testo tradotto da Aldo e da Francesca. E poi lei ha accompagnato, quando l'ha tradotta, ha mandato la lettera loro, personale. Questa è cosa da poco perché proprio alle ore, il 25 marzo del 20, 2 anni fa. Quindi ecco perché dico che ce ne sono tante. In questa lettera lei non solo li ringrazia, ma puntuale a Aldo e a Francesca, che sono due orunesi locco, che conoscono il dialetto, che sono anche acculturati, corregge un epiteto, un aggettivo che loro non hanno tradotto bene, perché lei dice, parla di una gallina come si dice, imprigionata, cioè rinchiusa, come si dice? Agorrata, serrata. Dice sì, no, ma lei usa un altro, certo, ma io non voglio dire questo. Allora, rinchiusa nel pollaio. A rischio. Non cancellare, non mi ricordo. Ho segnato quello che mi ha detto lui. Allora, sentito questo chiasso, questa che hai segnato lei? Sì, però lei non usa. Tu non c'hai l'orunese. Io non c'ho l'orunese. Rinchiusa, serrata,
Carcerada. Carcerada. Me l'ho segnato, Carcerada. Lei ha mandato questa novella a... Aspetta, no, c'è scritto Carcerada e forse hanno letto Carcerada. Sì, no, aspetta, lei Aldo e Coso e Francesca hanno letto Carcerada e forse hai ragione tu che c'è la Carcerada, perché lei risponde, dice avete tradotto male, non è incarcerata, rinchiusa, si accusa Carcerada, è quella che aveva il fiocchetto rosso che la suocera consegnava alla nuora, novella sposa, quando ritornava per la prima notte a casa sua in segno di benessere, per essere fruttifera e per essere benaugurale. E lei, infatti a me ha detto Aldo, leggiti la risposta, dice perché è molto bella, perché lei puntualizza. Ecco, io non lo so, forse, che ne so, chiudo raccontandovi una cosa. Quando io ho letto questo libro che mi ha fatto la dedica, allora un giorno l'ho chiamata, sto chiudendo, l'ho chiamata e le ho detto Mariù, spiegami bene la differenza fra Contos e Contascias, perché io da nuorese trovavo un po' difficoltà e lei, infatti me lo sono scritto, e lei mi ha detto, aspetta, ho detto che me lo scrivo, lei mi ha detto Contos significa racconti o storie vere, ma anche leggende, pure pettegolezzi, quindi racconti modificati e imbastiti di storie e non vere, no? Anzi, imbastiti di storie non vere, riferite, ed sono quei contos che lei racconta, dove lei ascoltava la mamma e la nonna accanto al fuoco, che è l'elemento deputato alla sacralità delle parole, il fuoco. Cioè in quel periodo, quando i nostri genitori, i nostri nonni ce le raccontavano di fronte al fuoco, perché era luogo sacro, deputato al mistero, all'ignoto, perché non c'era televisione, non c'erano strumenti moderni. Mentre le contasce, lei mi dà questa definizione, sono di fantasie inventate, quelle che i genitori raccontavano ai bambini per ringraziarli per aver fatto le commissioni. Allora io dico questo in chiusura, che quelli di Mariuccia, Contos o Contascia, teniamoceli bene stretti, perché sono un cassetto aperto soprattutto per le nuove generazioni che vivono di tutt'altro in questi social, che non sanno neanche cosa vuol dire questo mondo di fantasia, di sogno, di creatività, affinché anche loro un domani possano attingere a qualcosa. Grazie per l'attenzione. Di fronte a tanti runesi mi sento osservata e giudicata, abbiate pietà. Grazie Io dei Lucia. nuoresi già c'ho. Grazie a Lucia per questa Grazie. brillante esposizione. Adesso nello specifico dell'opera poetica di Mariuccia Gattusodu parlerà un'altra valente insegnante per di più di Orune. Maria Antonietta Mula, prego. Grazie Angela. Allora, nell'accingermi a tracciare un ricordo di Mariuccia Gatto, la frase che ho fissa in mente da un paio di giorni è quella che Cesare Pavese ha scritto in uno dei suoi romanzi più belli, La luna e falò. La frase la conoscerete un po' tutti, però a me piace tanto e oggi ci vuole questa frase. Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Questa è una frase potente perché racchiude una potente verità, il bisogno di tutti gli uomini di avere un luogo dell'anima. E per Mariuccia questo luogo dell'anima c'è stato ed è stato Orune, il paese dove era nata e dove ha vissuto la parte più importante della sua vita. Qual è la parte più importante della vita di un uomo? È la domanda che mi sono chiesta. E anche questa volta la risposta l'ho trovata in un libro, questa volta in un libro di Dario Fo, Il paese dei Mezzarat. Nel prologo lui dà la parola a un psicologo statunitense di origine austriaca, Bruno Bettelheim, dove lui, questo psicologo, dice:
datemi i primi 7 anni della vita di un uomo, lì c'è tutto. E poi Dario Fo aggiunge, ma io direi anche fino a 10 e qualche puntata verso la maturità, e vi assicuro che è già fin troppo. Quindi cosa ci vuole dire Dario Fo? Che 10 anni sono la parte più importante della vita, e Mariuccia Gatto ha vissuto a Aurune fino ai 12 anni, e quando è andata via con la sua famiglia, Aurune se l'è portato cioè dentro, nella mente e nell'anima, ed è rimasto lì impresso a fuoco, dico io. Lì sono rimaste dentro la sua anima le case, i cortili, i vicinati, Sorgo Torino, Sas Carreras, sono rimasti i volti, sono rimasti i nomi, i soprannomi, Sosereos, come diceva Madurune, e sono rimasti i contos e Sas Contascias, come diceva Lucia Becchere. Mariuccia, arrivata a Nuoro, ha studiato, è diventata, come recita il titolo della locandina fatta magistralmente da Angelo, maestra di Barbaggia, una maestra con la M maiuscola. Lei con la sua empatia, con la sua forte cultura e anche le sue doti di affabulatrice, ha accompagnato nella fase formativa molti bambini di Barbaggia. Mariuccia ha scritto libri, ha scritto poesie, ha scritto contos, contascias, ha scritto tanto. Se voi guardate anche nel suo profilo su Facebook, ha scritto molto. Poi io l'ho sentita, Mariuccia, una memoria così potente, una depositaria veramente di un tesoro inestimabile di racconti e di sentimenti. Ora, con Mariuccia Geo Ippo de Sambene ero parente. Lei era germana di mio padre, cugina di secondo grado. Però il destino ha voluto che io non l'ho mai potuta incontrare personalmente. Ci eravamo conosciuti su Facebook 5 anni fa. Poi lei aveva fatto la recensione a un mio libro, ma si era buttata, nonostante le sue difficoltà visive, talmente anima e corpo, e mi aveva fatto questa recensione divisa in 3 parti, ma così accurata, così dettagliata. E poi lei mi scrive, e vi leggo le parole, il motivo per cui l'aveva studiato nei minimi dettagli questo libro. Mi sono servita dei ricordi d'infanzia in uno dei miei saggi per descrivere l'ambiente in cui vivevo un'antica fatta, e siccome ero di casa, in domo di Ninè da Monne e de Pepe Gatto, che sarebbero i miei bisnonni paterni, questa casa ha fatto da sfondo a un mio racconto, una stanza de sa corte, dove vivevo l'atmosfera di magia che volevo descrivere. E poi scrive tanto, Mariuccia non è breve, non è sintetica, è molto analitica, e poi chiude con questa frase che mi ha colpito nel profondo e che poi non vi rivelo subito, ve lo rivelo alla fine. Lei scrive: ciò che è dato per me deve essere reso. Cioè Mariuccia mi raccontava di questa bellissima casa dei miei bisnonni, dove lei andava perché erano parenti, dove c'erano mia nonna, le sue sorelle, e lì ha ambientato questa Maria Petenedda, sa contascia di Maria Petenedda. Ora e quindi lei dice: te l'ho voluto rendere perché la casa dei tuoi bisnonni ha dato tanto a me. Ecco, questo era il coso. Io volevo conoscere Mariuccia, incontrarla personalmente, poi è sopraggiunto il Covid. Io mi sono ripromessa molte volte di andare a trovarla, però purtroppo sapevo che lei era molto fragile, non me la sentivo, non lo so, però la speranza c'era sempre che io la dovessi incontrare, magari ad Urone. Ma purtroppo così non è stato. Allora, quando quando Angelo e Lucia mi hanno proposto
cioè di relazionare la parte urunese, e poi potevo relazionare la parte poetica di Mariuccia e quindi la parte poetica. Io ho accettato Vippadamanna perché mi sentivo che glielo dovevo. E quindi di fronte a me, siccome Mariuccia ha scritto tanto, c'era l'imbarazzo della scelta, che cosa scegliere. Però in verità io la poesia ce l'avevo già in mente, una poesia che avevo letto, che lei mi aveva mandato e che mi era piaciuta tantissimo. La poesia è intitolata Luna Luna. Adesso, come insegnante di matematica, apro una parentesi. Allora, noi sappiamo che la Luna è stata la grande ammaliatrice di tutti i poeti, di tutti gli innamorati, di maschi, di femmine, di giovani, di tutti. E anche di tutti abbiamo subito il fascino, specialmente della luna piena. E anche Mariuccia ha subito il fascino della luna. Però è un fascino particolare questo che subisce. E lei, prima di leggervi la poesia, lei mi scrive: Cannipo pizzina minore, la timia pafrea. Spero che capiate l'urunese, già la leggo in urunese, poi nel caso ve la traduco in pronto. Se qualcuno non Allora, capisce. a pizzina minore, la timia pafrea, che mi punia sempre rifatto, canno, a sora di si scuricava, vai a palleare su latte. Iscia compariata si spessada, supra esa cropitura di zio Mariulana. Si scampiara de su mare in palar de currulai, che in una bete caramanna canto su panelento a si scida del surro. E che mi allampiava taderetta colanne mi saparta de sovraile io lunarozio, de Alesciucano. Allora, lei descrive Orune. Io conosco bene il mio paese e mi sembra di immaginare, magari ai suoi tempi non era costruito molto in via Andrea Chessa, quindi lei passa vicino a Sogotturino di Alesciucano che era un fabbro di Orune, poi svincola a destra, poi andare a Montesanto e da Montesanto, ragazzi, si vedeva l'infinito. Praticamente c'è il diruppo di Currulai che dice lei, poi di fronte abbiamo il Bellavista d'Orgali da una parte, il Bellavista, il Tuttavista, il Montalbo e il mare. E poi immaginatevi a si scuricava questa luna, bete luna che pariato un panelento e scende dai surro. Allora io ve la leggo, chiaramente non ve la posso leggere tutta, sono 5 pagine, altrimenti qua la facciamo notte. Ho preso i punti salienti. Allora, speriamo di esserne... quindi Luna Luna è il titolo, il sottotitolo Anneo di Pizzina, quindi cioè lei tutta l'atmosfera magica della luna la mette da parte, però vi prego di gustare l'ironia urunese, perché sotto c'è sempre quella roba che ci caratterizza. Allora, luna mea, ite tapoatto, poi te sempre mi pone si fatto, in su cammino mi sede spantea, c'hanno fatto ti vio ti timo affrea, pezza a manzano si scuriossa, c'hanno se lasca che bello di spossa. A te razzenti ti muti serena, vedenne ti cara pror bella prena, io ti timo pror di uno pacco, su coro ne giucato che duca e macco. Poi lascio perdere. Più lentamente. Ah, questo se la vuole gustare tutta? No. Callisco a memoria. Fa un regalo di una cotta. In fora armama a si scuricava, timo saluna sa mala mirata, mi manna sassero alle arelate, ma azzurro che in coro perdo sapacche. Saluna prene stinchelo i 7 anni, che in bettorco a me scricanne. Mamma, scusa tapo vocado, che su coraggio mi è sempre mancato. Chi non schia ne manco sull'occo un adottapo ti menne la fuoco. Comente sa luna mi sta correnne, sa sanca scheccanna interno tremenne. Mancari camino a papiscasciado, profurbe mene ma ti sciaponzado. Mi so cubate in palar di muro, ma ti settado cubade sciapuro. In donzilò come si chitabolo.
l'avio su preturritta, su sambene in bena sa meme frittata, core toccheddo e anche stremenne, non bio camino l'estracurrenne. Dai si stergiu su latte che griscio, prosa timoria belle mi piscio. Borta du pala se currenne impresse, vida mi so camminando a simbesse. Intre un uscio desimpredado, senna su pede mi se strotogiado. Come te a cocoma a doma girare, si mama di certo mata a brigare, istergiu bodio e pede zoppo, chi sciai te manno su di sauco. A carabascia sa lacrima scubo e che pischina sa sossorcor mi lubo. Ma mamma sa bizza de su pattire, diretto dai me che ritischire. Su pede zoppo, su latte gresciado, e te sa balla che te è scapitato. Mo se ne metti una cananzata, uno pizzino me l'ha arronzata. E scusta si scusa pessata che lampo, e a fazza branca bocca da campo. Mamma che vive saula contata, e tutto ne resta mortificata. Povero cane innocente ingorpato, ma ne si mama a così verato. Nessuno tanno, poi la massima come dice Lucia, nessuno tanno podia contare, manca telefono malo penare, ma in questo tempo noi gloria, ma robe cubare, custa timoria. Ecco, io mi fermo qui, un applauso e gliela faccio quando io mi fermo qui per lasciare anche spazio al dibattito, sì, agli interventi. Io però non prima però di ringraziare voi che siete intervenuti e quelli che ci stanno seguendo da remoto, e poi ringraziare i martedì letterari nelle persone di Angelo Altea e di Lucia Becker, che mi hanno consentito di soddisfare una mia esigenza, perché io adesso prendo a prestito quelle parole che vi ho detto, ve le chiarirò dopo. Ciò che è dato deve essere reso. Quasi quasi mi commuovo, ma ce la devo fare stasera con questo mio modesto però sentito intervento. Volevo dire grazie a Mariuccia per tutto quello che mi ha dato. Grazie a te Maria Antonietta per la brillante esposizione di una poesia davvero significativa, in rima baciata, quindi anche molto, bella, molto bella, fruibile, bella. diciamo, quasi una cantilena. Chi vuole intervenire? Beh, non solo nel merito delle due relazioni, ma anche affrontando argomenti più generali. Bisogna farli qua, Prego. No, non ti devi alzare. dovresti venire qua, altrimenti non... Aspetta che ce lo... Aspetta, Lucia. No, intanto mi scuso perché devo intervenire perché devo scappare. Io sono diciamo un nipote acquisito di Mariuccia. Lei è la nipote. Nipote, figlio. Auguri. Veramente grazie. Grazie di tutto perché siamo venuti per Mariuccia, ma siete stati veramente bravi. Grazie. Tanto mi voglio scusare perché devo scappare perché ho un appuntamento. Però io a Mariuccia la conoscevo come insegnante. Noi donne di scuola ci conosciamo tutte, in sintesi. Era una grande maestra, era la maestra non solo con la M, a tutto campo, tutto maiuscola. Ha insegnato nei momenti, negli anni più difficili, non dimentichiamoci che comunque lei era un'immigrata a Nuoro e dunque ha dovuto gestire la realtà nuorese che a sua volta era formata da tanti immigrati, perché le classi nuoresi erano quelle. Lei è entrata benissimo in sintonia e nelle sue scuole dove lei ha insegnato è una donna che è sempre stata apprezzata proprio come maestra. E qua apro anche una parentesi. Orune, è vero che sono di Orune, però negli anni 50 e 60 le statistiche non sono inventate, dicono che la percentuale maggiore di insegnanti elementari nelle scuole delle province
erano donne di Uruna, la È maggior quello, parte. è quello. Queste sono È vero. analisi che avevo fatto tanto tempo fa, per cui con Mariuccia noi stiamo oggi celebrando tutta la classe magistrale di Uruna, le donne che andavano a piedi ad insegnare, venivano fuori e tutte queste belle cose. Che Mariuccia fosse anche scrittrice io l'ho scoperto adesso, no, l'avevo letto il suo primo libro, ma pensavo che fosse una produzione per la pensione, poi è finito. Oggi ti ringrazio Lucia perché tu ce l'hai ben presentata, abbiamo scoperto invece che c'è proprio un'evoluzione e poi con la maturazione finale che, non sto esagerando, fa onore a tutte noi donne. E il fatto che voi l'avete voluta ricordare al 30°, cioè veramente io vi ringrazio perché non succede né a Nuoro né in altri posti che le donne scrittrici, poetesse vengano ricordate. Non è il classico discorso da femminista, però fatevi una riflessione, mentre per gli uomini c'è una maggiore attenzione, non so. Per cui appena l'ho letto ho detto ci sarò sicuramente, scapperò via prima, ma ci voglio stare. Poi l'altra, perché io chiudo perché è giusto che fare un'altra, però volevo ringraziare veramente il Martedì Letterario. Io non vengo spesso, però appena sono libero vengo. Ci hanno dato l'occasione, di questo Angelo ti ringrazio, di confrontarci su tutti i temi, in questo caso di letteratura, della storia di una donna che da giovanissima ha lavorato in tutti i paesi della Sardegna, e però anche di politica. Io credo che che io non voglio riprendere, ma la tua apertura è stato un suggerimento, un'indicazione di riflessione, non di critica, perché è vero, questo circolo fa tanta cultura, nel mio piccolo la faccio anch'io, però io credo che la cultura non abbia prezzo e non abbia bisogno di soldi se la vuoi far veicolare. Per cui mi unisco sicuramente al tuo appello, state facendo io lo chiamo il cenacolo, ve lo dico tutti, il cenacolo del Martedì Letterario, perché io vi vivo come cenacolo, per cui veramente vi ringrazio a tutti e due perché ci avete condotto a riflettere su una donna grande che si è regalata agli altri dopo la pensione. Grazie a te. Se posso anch'io un ringraziamento. Devi se no non si È sente. abbastanza potente. No, ma dobbiamo registrare. Perché ti devono vedere in remoto le... Quello serve in me. Siamo Abbiamo il pubblico che ci sta seguendo. siamo in Mondovisione. Quindi, Tutti gli orunesi hanno chiesto questo. e non solo gli io. orunesi. Prego. Avrei evitato, vista l'emozione. Mariuccia Gatto era mia suocera e la sua morte ci ha lasciato un po', come possiamo dire, affranti, come sono sempre le morti delle persone care, ma a maggior ragione perché è stata una cosa abbastanza improvvisa. L'avete ricordata e quel tocco di orunese, grazie Maria Antonietta, perché io mia suocera la ritrovo molto, soprattutto nella poesia e nella poesia in orunese. Vi voglio raccontare solo una cosa. Quando Mariuccia scriveva, di cose ne ha scritto tantissime, ci sono tantissime cose ovviamente inedite, eccetera. È stata spinta un pochino così dagli amici, dalla figlia in modo particolare, a pubblicare, e lei ha 86 anni, l'ultimo libro è stato pubblicato il 22 novembre, lei il 29 novembre è entrata in ospedale per poi non riuscire ad uscire. Lei lavorava al computer da sola e impaginava con un minimo aiuto da parte del figlio che l'aiutava come grafico. Quindi questa donna a oltre 80 anni si è anche inventata praticamente il modo per esprimere queste sue cose anche attraverso il computer, non si è mai arresa. E poi l'altra cosa importante, Facebook, la presenza sui social. E lei continuava sempre a chiedere, ma ho sentito questa cosa, questa parola, cosa significa? Si rivolgeva a tutta la comunità, poi tutti gli amici scrittori, no? Con i quali appunto aveva questi rapporti, molto spesso rapporti solo epistolari, perché lei di fatto, da quando c'è stato il Covid, lei si è rinchiusa in casa e non è più voluta uscire e non ha più voluto ricevere nessuno, compresi noi parenti, che insomma quasi quasi dovevamo andare tutti mascherati per trovarla. Quindi niente, vi ringrazio veramente tanto, mi avete dato a me,
a mio figlio un'emozione C'è tuo grandissima, figlio? ci state Ciao. aiutando un pochino ad elaborare il lutto. Piano piano, lo meritava. Su social addirittura c'è una maestra, sempre urunese, però che abita ad Assemene, mi sembra, che si è sposta a Titare. L'ha tiscato un attito a Mariuccia, sì. E ce l'abbiamo, la vena poetica urunese ce l'abbiamo. Mi avete toccato un nervo scoperto. Beh, certo. Non posso farne a meno, non sono tanto di lingua sciolta. Ti avvicini per favore. Vieni, Salvatto. Ho un po' di raucevine. come si chiama? La voce un po' E appunto ha maggior ragione, c'è il microfono. Mi sentite? Ma te non sentite quelli in A televisione? proposito del vento a Orun, Salvatore, rivolgiti a noi, lascia no, riprendere. a proposito del vento a Orun, quindi tornando alla... Diciamo che il personaggio era, adesso io ci manco da tanto, però era per come l'ho vissuto, io l'ho vissuto fino a 20 anni, poi sono andato fuori a studiarsi, quindi quella fase l'ho passata bene tutta quanta, gli anni migliori, Sono lì, gli anni più... gli anni più importanti. Il vento era, diciamo, il protagonista principale, Orun, sì, era... Il sindaco, E vi diciamo. posso dire che la luna, poi vi dico anche perché, quando si trovava abbinata al vento in contemporaneità, poteva creare delle cose che io ho vissuto una scenetta, ve la racconto. E mi sono chiesto lì se l'avessi avuta questa stessa in mano Mariuccia, con la sua sensibilità, non so cosa ci avrebbe... Era successo questo, il fatto, a Orun allora non c'erano le medie, bisognava viaggiare a piedi tutti i santi giorni, eccetera. Con un amico che non c'è più, chiamavamo Gringo, esatto. Lui abitava giù sotto la piazza, chi conosce Orun? Sì. Vabbè. Abitava giù, viaggiavamo tutti i giorni. Proprio quel giorno avevamo educazione fisica di pomeriggio, per cui eravamo orientati di sera e la motivazione era andare un po' a studiare, si faceva per dire, invece la scusa era per stare un po' assieme, evitando, io abitavo nella piazza del comune, quindi al centro del municipio, io sono il fratello di Aldo e comunque... Sì, lo so benissimo, infatti. Infatti l'ho Che cosa è successo? Invece di rientrare nella strada principale, eravamo andati a casa sua, però scendendo dalla discesa della Mozziturra, della chiesa. Arriviamo a casa sua, andiamo lì. E siamo rimasti tutta la sera fino a notte tarda. Era una sera d'inverno, c'era il vento, c'era la luna piena e poi ho scoperto lì un'altra cosa. La piazza io l'ho sempre conosciuta con dei bellissimi alberi, Sì. ma belli, frondosi, roba d'altri tempi, con le panchine. Dove E con quel panorama. Io l'ho vissuta sempre così. Bello. Cosa era successo senza che io lo sapessi, se non forse ci avrei pensato un po' comunque. Quindi, istintivamente rientro a casa e rifaccio il percorso che facevo sempre. Le scalinette che salivano su Maggiore, insomma, no? Dove è passata Grazia Della? Dove come si chiama? Da ragazza. Salivo e rientravo a casa. Salgo, sarà stata mezzanotte e mezzo l'una, arrivo in piazza e ve lo giuro, per un attimo sono rimasto paralizzato, no, terrorizzato, cioè era una cosa... Anche a me. Il Per un vento. attimo, poi è una sensazione talmente strana che è difficile trasmettere sensazioni come questa che ho provato in quel momento. Forse lei ci sarebbe riuscita, Mariuccia, un po' a, come si chiama,
Cosa è successo? Sbuco nell'ultimo gradino, quegli alberi non c'erano più. Addirittura. Li avevano tagliati. Quindi mi sono ritrovato questi monconi che sembravano persone. Era succonato. No, te lo giuro, ero un ragazzino. Cioè, oggi ti avrebbero Mi sono portato- ritrovato questi monconi, la luna piena, questo vento. Il vento poi mi portava il rumore, in genere, il rumore delle fronde, che lì non c'era perché non hanno c'era tagliato più. tutto, quindi non mi suonava bene. Una cosa talmente strana nell'insieme. Mi sono sbucato e ho vinto un po' la paura, che ne so. Hai reagito, insomma. Anche perché c'era un altro fatto precedente, che io nella posizione in cui abitavo più di una volta, Hai io visto? malgrado, Eri costretto. Hai visto? sono stato costretto a vedere cose Che non dovevi vedere. che a voce di popolo avevano, non so perché, una specie di paternità del vento come causa. Questa era la voce, che succedevano certe cose quando c'era un certo Sì, vento. questo si è Questa sempre è la cosa. detto. Sì. Questo insieme, infatti, quando ho sentito il vento, ho detto, sta a vedere se avessi avuto una... Una vena poetica, tu dici. No, ci fosse stata lei. Se lei avesse avuto... Un'occasione. Non riesco a immaginare, alla luce di quello che ho letto, Sì, sì. perché ne avrebbe fatto davvero una... Capolavoro. Tutto qui. Grazie. Che vento. Di Angelo. Sì, vieni. Prego, lei fa buono. Mi dice che ne ho facoltà. No. E volevo ringraziare di nuovo mio socio ai ringraziamenti per i cari amici che fanno questi incontri che pomposamente vanno chiamati letterari, ma in effetti sono più cenacoli, cioè dove ognuno fra amici possiamo parlare anche Cenacoli più. letterari, come esistevano Mi piace più. nell'Ottocento. Noi Sa più di conviviale, Cenacoli. No, conviviale niente, che qui da mangiare Appunto, non c'è niente. ma c'è E meno tanto. male. Comunque, siccome è tardi, volevo ringraziare sinceramente per queste cose che sono interessantissime. Io ho scoperto la grandezza di questa donna, non solo come pedagogista, come maestra, ma anche come scrittrice, e penso che li leggerò perché mi è venuta la curiosità. Volevo dire che mi associo anche ai ringraziamenti della scrittrice per Lucia, perché noi avevamo al liceo scientifico avevamo una marea di orunesi e vi posso assicurare che alcuni di loro, o direi che certe ondate, erano eccezionali, perché mi sembrava, non so se sia proprio così, che provenissero da quella scuola media, quando a quella scuola media c'erano certe maestre o certi dirigenti, dei ragazzi eccezionali, con curiosità, con una preparazione, ma anche con un'attenzione alla realtà. Tant'è vero che alcuni amici anche di mio nipote sono in America adesso oppure occupano dei posti. Volevo però sottolineare che le donne, non solo le scrittrici e non solo di Orune, spesso in tutto l'Ottocento e anche ai primi del Novecento, che erano le donne più attente, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista intellettuale, erano le maestre. Sappiamo che le donne non potevano andare né al liceo né all'università, ma il massimo che potessero fare era diventare maestre. Ora, a seconda del marito che trovavano,
gli lasciavano la gonna e gli compravano anche un negozietto di generi alimentari, perché erano gelosi. Quando le donne fortunatamente non si sposavano, Sì, oppure infatti, si in genere. sposavano con uomini che le lasciavano libere, diventavano eccezionali. Basta ricordare Angela Maccioni, Margherita Sanna ancora di Orune, no? Mia parente, cugina di La mamma. prima donna. E poi tutte No, le un'altra. maestre, ma quelle con la M maiuscola, che erano a contatto con una realtà ricchissima, però poverissime da un altro lato. Sì. Molte maestre compravano i quaderni, molte maestre compravano le scarpe ai bambini e di queste maestre ne fa parola la Pitalis, la moglie di la moglie di un politico Maciotta, che ha scritto proprio un libro sulle maestre e sulla loro funzione. Sì, le maestre, proprio le maestre, che cominciato dalla mia maestra che era la maestra Frugheri, Frugheri. Bravissima. Chi era La maestra Frugheri. Peppega Frugheri, che era per l'uguaglianza sociale, perché Charles Scantulata spiegava alla figlia del medico, era uguale a quella del bidello. Ecco, volevo testimoniare questo. Poi naturalmente molte di queste orunesi finivano, come ha detto, nella sua sezione che era particolare. E io ero orgogliosa. La chiamavi la rianimazione per sotto questi aspetti. Era tutti. Quando il ragazzo era un po' deboluccio, dicevo andate da Giovanni Todde e da Lucia Becker. E Pietro Muggiano. E Pietro Muggiano. E Francesco Mariani. Quindi c'era questa... e poi volevo sottolineare la presenza delle mamme che seguivano i loro figli nella loro semplicità, con grande intelligenza. Stiamo parlando degli anni 70-80? Stiamo parlando degli anni 80-90. Anche 90. E poi naturalmente la scuola media deve aver portato a Orune, come in altri posti, la possibilità per queste intelligenze, perché veramente c'erano dei ragazzi eccezionali. C'era un preside. Hanno uno vinto tutti, ma quando erano eccezionali. Comunque grazie a te. Grazie a te. Scusate, se non ci sono altri interventi, noi chiudiamo perché... È tardi. Ciao. Beh, allora, grazie a tutti. Arrivederci alla prossima puntata.